Ah no, ma fallo, buttalo pure, io la frase la dico dopo. Ah, butto? È passato un anno dalla nostra impresa Cortina Belluno e Skateboard. 70 km di pura avventura, sfidando noi stessi e superando i nostri limiti. Quest'anno però abbiamo deciso di evolverci, di fare qualcosa di più. E non sto parlando di chilometri, perché i 70 km che abbiamo fatto l'anno scorso bastano e avanzano, ma di fare qualcosa di più per il pianeta. Ecco perché abbiamo scelto il vlogging. Uno degli sport più innovativi degli ultimi anni che mescola l'attività fisica con il senso civico e la tutela dell'ambiente. Quello che stiamo facendo è semplicemente raccogliere tutti i rifiuti che incontriamo lungo il nostro percorso. Vogliamo ispirare chiunque a fare lo stesso, muoversi, divertirsi e allo stesso tempo prendersi cura dell'ambiente. Insieme possiamo fare la differenza. Raga, tirar su tutto. Voglio sacchi di immondizia pieni. Dai! Già costano 20 centesimi e poi le buttano via. Vedere? C'è raccolto? Guarda. Gli scontrini. Che ricordiamo vanno nel secco e non nella carta. Would you go to bed with me? I've noticed you around. La maggioranza sporca, vuoi un po' più qualcuno che pulisca. Bravi. Ah, ma l'hai vista? Bravo. Ah, che occhio! Sì, non l'ho mai visto. Ogni bottiglia di plastica abbandonata mette a rischio il nostro ambiente. Cosa hai trovato? C'è una brutta pubblicità a Christian. La prossima volta mandali online mi annunci. Non uscire nelle ore più calde. Ricordati di tenerti idratato. Non bere alcolici sotto il sole. Andiamo. Guarda sta bocca. Sponsor Busana. Bello fratello! Come stai? Bene? Bene, Finito di lavorare? appena finito, sì. Sì, appena finito. Ciao. No, oggi vado a fare le nanne probabilmente. No. Ciao bello! Ciao lavoratore. Anche voi bravi, eh? Ah? Che figo. Sai, lo stile non va mai a nanne. Cosa stai facendo? No, ma non va. una mano. Se lui potrebbe Cioè, essere finché quello ora state in cattivo, giro. Non abbiamo orari. Ma Ci dai una mano? Passa in bici e butta per terra la cartata. no, adesso non ho niente da fare. Vi do una mano, sì. Vuoi la mia maglietta? Però non ho la sudata? maglietta. No, No, vabbè, ma ti do un guanto e... dai, volentieri. Dove si va? Si va in giro così? Ma stiamo andando in giro con la bici o con... Sì, è scomodissimo. Non è facile. Ah, ma è per il meme. Ma siete sicuri che volete andare in giro con i mezzi per forza? Cioè, ok il meme, però... Vabbè. Ciao, ciao. O le fumi o le butti in testino. A me comunque odiava fumare. Io lo odio fumare. Comunque le sigarette è il rifiuto che stiamo trovando di più in giro per la città. E dovete sapere che un mozzicone di sigaretta può inquinare fino a 1000 litri d'acqua. Questo è quello che stavamo cercando. Bag box. Soldi. Il degrado. Chi sono Jacopo? Chi sono? Sono un pesce rosso. Sono gli immigrati. Vengono nel nostro paese. Sono i professori. E quella cartaccia lì, ti ho visto. Opla. Quante immondizie. Gaspo, dai là. Ancora? Ma come? È la stessa persona a cui piace inquinare il pianeta buttando fiori di plastica nei fiori veri. Dei cannoni di plastica. Così cantavano i Beatles. In solo mezz'ora, Damiano... Guarda qua. Guarda. Come andare a funghi. Vabbè che ha. Pausa svappata. Il Veneto è la regione che ricicla di più in Italia.
Secondo i dati più recenti, il Veneto ha raggiunto una percentuale di raccolta differenziata superiore al 76%, posizionandosi al primo posto tra le regioni italiane per efficienza nel riciclo dei rifiuti urbani. Il risultato ottenuto dal Veneto è un esempio positivo, ma per fare davvero la differenza è fondamentale che l'impegno si estenda a tutti, non solo a livello regionale, ma anche a livello individuale. Non basta che una regione eccella nel riciclo, serve uno sforzo collettivo, una consapevolezza diffusa e un'azione concreta da parte di ogni cittadino. È importante ricordare che la responsabilità ambientale non è solo delle istituzioni, ma di ognuno di noi. L'impegno di tutti è fondamentale per preservare la bellezza dei luoghi in cui viviamo e garantire un futuro più sostenibile. Ogni persona può fare la differenza e insieme possiamo raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi per il nostro pianeta. Oppa! Anche tu puoi fare la differenza.